Proseguiamo con la nostra lettura, stiamo per concludere l'epistola di Paolo ai Filippesi. Dopo alcune settimane che abbiamo speso meditando questa epistola, siamo arrivati alle battute conclusive. L'Apostolo Paolo sta riassumendo e incoraggiando in ultimo i Filippesi e parla della mansuetudine che deve essere conosciuta da tutti, del fatto che non dobbiamo essere spaventati e ansiosi di nulla perché possiamo rivolgerci in ogni caso al Signore. E ci eravamo interrotti la scorsa volta con il verso 7 del capitolo 4. Procediamo quindi questa sera meditando dal capitolo 4 nelle raccomandazioni varie che l'Apostolo fa ai Filippesi dal versetto 8, un passo che noi conosciamo molto bene, lo conosciamo eh, perché ha delle parole che rimangono al cuore, sono quasi poetiche e quindi le meditiamo una per una. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Bene, l'Apostolo dà un consiglio che ribalta un po' la conseguenza che avevamo meditato la scorsa volta. Prima diceva: non angustiatevi di nulla, ma portate le vostre richieste a Dio e la pace di Dio che supera ogni intelligenza farà la guardia al vostro cuore. Adesso con questo nuovo concetto ribalta e non dice più la pace di Dio, ma dice il Dio della pace sarà con voi. Quindi è come se aumentasse la benedizione, non soltanto un dono di Dio, la pace, scende nel nostro cuore, ma l'Iddio stesso di quella pace sarà con noi. E cosa fare per avere l'Iddio della pace con noi? È un po' un consiglio nei momenti difficili, nei momenti di grandi combattimenti mentali. Fratelli, tutte le cose vere, le cose onorevoli, le cose giuste, le cose pure, le cose amabili, quelle di buona fama, tra poco le vedremo, siano oggetto dei vostri pensieri. Non dobbiamo però sbagliarci, qui Paolo non sta facendo della psicologia, né sta promuovendo il pensiero positivo, dicendo pensa alle cose positive e non pensare alle cose negative. No, tutte queste cose che lui sta descrivendo sono cose comunque legate all'opera di Dio. E quindi in qualche modo è come se l'Apostolo Paolo dicesse: la vostra mente sia piena delle cose di Dio, delle cose che Dio porta alla vostra vita, in modo che voi possiate avere quel Dio i cui argomenti popolano la vostra mente. E così inizia con questo bell'elenco. Tutto ciò che è vero sia oggetto dei vostri pensieri. Tutto ciò che è vero. Qui non c'è tanto da spiegare, la verità. La verità noi sappiamo che è Cristo, quindi ciò che ha a che fare con Cristo, ciò che Cristo ha portato, le parole di verità, il vero, avere il vero nella mente, avere le cose vere, autentiche nella nostra mente, gli argomenti che sono veri, non quelli finti, non quelli costruiti, non quelli inutili, tutto ciò che è vero, tutto ciò che è onorevole, tutte le cose onorevoli, letteralmente tutto ciò che è dignitoso, qualcosa che può vantare una certa dignità, che è venerabile, che è onesto. Quindi qui sta parlando di tutte le cose di cui non ci si vergogna, le cose che sono legittime, che arrivano e nessuno deve scusarsi o giustificarsi, le cose oneste siano oggetto dei vostri pensieri. E questo ci fa già fare delle discriminazioni tra alcuni pensieri che tante volte abbiamo e altri che dovrebbero invece essere più frequenti nel nostro cuore.
Le cose oneste devono far parte dei nostri pensieri, le cose che se anche fossimo sorpresi nel dover dire ciò che stiamo pensando non ci svergognerebbero in nessun modo. Le cose oneste siano oggetto dei vostri pensieri. Poi dice ancora tutto ciò che è giusto, cioè che sia legalmente giusto, che va fatto, le cose giuste. Mi viene in mente mio figlio che spesso contesta quello che diciamo dicendo non è giusto, come se ci fossero delle cose che è giusto che arrivino nella sua vita e altre che si allontanino. Beh, il concetto è un po' quello, tutto ciò che è giusto, le cose ingiuste, le cose disoneste, le cose mh, lontane dalla limpidezza, devono essere lontane dalla nostra mente. Ciò che è giusto invece lo si deve trovare nei nostri pensieri. Ancora, tutto ciò che è puro, quindi tutto ciò che parla di santità, tutto ciò che parla di purezza, di trasparenza, le cose pure siano oggetto dei vostri pensieri. Noi viviamo in un mondo che si vanta di non avere le cose pure, si vanta, anzi, eh, cerca sempre maggiormente le cose impure, le cose sconce, le cose volgari, le cose imbarazzanti e lo fanno senza alcun imbarazzo. Invece Paolo dice per i credenti deve essere il contrario, le cose pure devono far parte dei vostri pensieri, quindi cercate le cose che vi portano a pensieri di santità, a pensieri di perfetta trasparenza. Ancora dice Paolo, le cose amabili, tutte le cose che sono gradite, le cose che parlano di qualcosa che dà gioia al cuore, che spinge al complimento, che spinge alla purezza, tutte le cose amabili siano oggetto dei vostri pensieri. Poi ancora, tutte le cose, la nostra traduzione dice di buona fama, le cose lodevoli, le cose cioè che sono eh, così buone che spingono a lodare la persona che ne è coinvolta. Le cose lodevoli siano quelle oggetto dei vostri pensieri. In altre parole, dobbiamo pensare alle cose che, come dire, ci aiutano a portare dei buoni sentimenti nelle altre persone. Le cose che quando le altre persone le incontrano possono dire questo è davvero buono. Ecco, questi siano i nostri pensieri, pensare alle cose lodevoli, non alle cose che possono creare dei problemi, delle ombre, ma delle cose che invece possano suscitare della lode nelle persone, non tanto la lode a noi, ma dire questo è buono. Ecco, quando le persone sono coinvolte in questo, noi sappiamo di avere delle cose lodevoli nella nostra mente. Ancora, tutte le cose di buona fama. Ora, l'idea qui è le cose di eccellenza, le cose dove c'è una virtù morale, quelle cose siano oggetto dei vostri pensieri. Quindi le cose più nobili, i sentimenti più puri, le virtù migliori. L'idea non è soltanto di pensare a queste cose, ma di sforzarsi di applicare la nostra vita per realizzare queste cose così buone. Ancora le cose di lode, in cui c'è qualche lode, il senso è lode a Dio, in cui ci sia una lode a Dio. E questo è, diciamo, è messo per ultimo nell'elenco, ma è il primo dei nostri motivi. Noi dovremmo vivere perché le persone siano spinte a lodare il nome del Signore. Noi dovremmo fare le cose alla gloria di Dio, nel senso che tutto quello che noi facciamo attira le persone a ringraziare il Signore, a lodarlo e a cercarlo. Ecco, tutte queste cose siano oggetto dei vostri pensieri.
Ora non deve, dice Paolo, essere solo una questione mentale, una questione di pensieri, non dovete spendere le giornate davanti alla finestra a meditare su cose astratte, no, dovete metterle in pratica. Infatti il versetto 9 dice: le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Quindi tutte queste cose arricchiscano la vostra mente, vi rendano capaci di metterle in pratica, e quando sarà così, allora il Dio della pace sarà con voi. E questo Dio che prima aveva garantito la pace a guardia del cuore, dicevamo, ora è Dio stesso che sarà con noi. Perché del resto, fratelli, Dio sta dove c'è compatibilità con la sua santità. Dio sta lì dove ci sono buoni pensieri, Dio approva le cose di qualche virtù, le cose giuste, le cose pure. Dio sta con quelli che sono puri di cuore. La beatitudine di Gesù ce la ricordiamo: beati i puri di cuore perché essi vedranno Dio. Dio ama stare con quelli che sono compatibili, diciamo così, con i suoi pensieri, i suoi desideri. E quindi noi vogliamo essere così. Dio sarà con noi. Quindi non è un consiglio psicologico, è il desiderio di arricchire la propria mente di tutte quelle cose che fanno sentire lo Spirito Santo a casa sua nel Tempio che è il nostro corpo. Quindi tutte queste cose alberghino nella vostra mente, mettetele in pratica e voi scoprirete che Dio sarà con voi. Ed è un bel incoraggiamento questo per i filippesi, perché se vi ricordate Paolo li esortava perché ci sarebbero stati dei problemi per la Chiesa, degli ostacoli, dei nemici. E quanto è bello sapere che quando abbiamo dei nemici, pur tuttavia, se la nostra mente è ripiena delle cose del Signore, Dio sarà con noi. Dio continuerà a rimanere al nostro fianco. E così si concludono queste raccomandazioni varie che l'Apostolo fa alla Chiesa di Filippi. Dopo il versetto 9, l'Apostolo Paolo spende un'ampia parte di questa epistola per dedicarsi al motivo per cui lui sta scrivendo. Il motivo è il gesto di affetto e di grande generosità che la Chiesa di Filippi aveva fatto nei confronti dell'Apostolo. Paolo non è indifferente a quello che i suoi fratelli hanno avuto in cuore di fare, e quindi decide di chiudere la sua lettera dicendo: guardate che quello che voi avete fatto è generoso, è prezioso, ha toccato il mio cuore, quindi lascio per iscritto i miei sentimenti riguardo a questo. E così dal verso 10 l'Apostolo dice così: ho avuto una grande, ecco di nuovo la nostra parola, gioia nel Signore. Avrete notato che da quando nel capitolo 3 Paolo lega la parola gioia a nel Signore, non capiterà mai che usando di nuovo questo termine lui non lo leghi di nuovo a nel Signore. Da quel momento in avanti, dal capitolo 3, gioia è sempre gioia nel Signore. E quindi dice: ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Ci pensavate, sì, ma vi mancava l'opportunità. Sta dicendo Paolo: ci siamo tenuti in contatto diverso tempo e più volte mi avete espresso che volevate farmi del bene in qualche modo, ma non ne avete avuto la possibilità, eravamo lontani, c'erano impedimenti. Adesso però siete riusciti, avete trovato il modo. E questo è un insegnamento per noi. Tante volte diciamo: avrei voluto fare questo, fare quello, però poi non lo facciamo. Anche la stessa telefonata. Quante volte mi capita di pensare a qualcuno, averlo nel cuore e desiderare di sentirlo, e poi ci penso un giorno, ci penso 2 giorni, perché le cose della vita arrivano una dietro l'altra, e quindi mi lascio prendere, e poi capita quasi sempre che proprio la persona a cui stavo pensando mi chiama, e in quel modo poi quasi sempre io dico: guarda, ti stavo pensando, avrei voluto chiamarti. Di fatto però nel momento in cui dico avrei voluto chiamarti non l'ho chiamato.
quindi ho fatto sfumare l'opportunità. Questo per dire che tante volte a noi abbiamo dei buoni pensieri, ma il buon pensiero deve trovare l'applicazione, altrimenti non avrà mai efficacia. Se i filippesi avessero voluto dire a Paolo: noi vorremmo tanto aiutarti, ci dispiace la tua condizione, ma fosse rimasto tutto lì, non avrebbe avuto molta concretezza. Invece i filippesi si comportano diversamente, pur sapendo le grandi difficoltà, le distanze da superare, le difficoltà politiche, la libertà provvisoria di Paolo. Pur sapendo tutto questo, il loro desiderio era reale. Non era soltanto un ma sì, ti ho pensato, poi non ce l'ho fatta a portare avanti il mio proposito. No, loro si erano studiati e a loro è venuto in mente di incaricare un fratello della chiesa di Filippi, Epafrodito, e fargli varcare il mare per arrivare a Roma e raggiungere l'Apostolo, perché davvero il desiderio di fare del bene a Paolo era nel cuore dei filippesi. Se abbiamo un buon desiderio messo dal Signore, facciamo di tutto per metterlo in pratica, perché allora produrrà l'effetto. Verso 11. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, perché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ora proviamo a fare un po' di chiarezza su questi versi. Paolo sta dicendo, e lo spiegherà tra poco, che non rimarca il fatto che ha ricevuto un dono come se lo stesse desiderando e addirittura il non riceverlo lo rendeva scontento. Tutt'altro, anzi tutta l'epistola è stata spesa per dire siamo nella gioia nel Signore in qualsiasi condizione. Quindi Paolo sta dicendo guardate, non voglio sminuire il vostro dono. Vi dico che la gioia che ho riguardo al vostro dono non è perché non ho da mangiare, non ho da vestire e quindi voi materialmente mi portate un vantaggio, non è per quello. Io ho imparato in questi anni che il Signore non mi ha chiamato ad aspettarmi le cose migliori dal punto di vista materiale. Ho imparato in questi anni che posso trovarmi nella povertà e nell'abbondanza e l'insegnamento deve essere quello di rimanere in una gioia costante che non varia se ho più da mangiare o meno da mangiare, se ho qualche soldo in tasca o non ho qualche soldo in tasca. Questo l'ho dovuto imparare, dice l'Apostolo Paolo. Ho imparato ad accontentarmi, cioè a farmi bastare ciò in cui mi trovo, lo stato nel quale vivo. So vivere nella povertà e so vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e avere fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. C'erano occasioni in cui Paolo andava a trovare le chiese e le chiese facevano, immagino, grande festa, offrivano pranzi, doni all'apostolo. Altre sere invece Paolo era da solo, magari combattuto in un luogo di persecuzione, abbandonato dagli amici, senza anche qualcosa da mangiare. Ecco, Paolo in ogni caso aveva imparato che la sua pace derivava soltanto dalla presenza di Dio e quindi poteva essere ricco, poteva essere povero, poteva aver bisogno di lavorare o poteva essere sostenuto dalle chiese, in ogni caso lui continuava a rimanere saldo nel Signore. E questo verso 13, che tante volte viene citato con un senso molto molto più largo, in realtà è legato allo stato di povertà e allo stato di eh, ricchezza, abbondanza in cui un figliuolo di Dio si può trovare. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, non vuol dire io posso fare ogni cosa. Tante volte si cita questo verso dicendo, parlando di potenza, parlando di fare grandi cose, io posso camminare sulle acque, io posso scalare le montagne, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Non è questo il senso della frase per Paolo. Paolo sta dicendo io posso
trovarmi in ogni condizione, io posso essere in ogni situazione economica, io posso vivere ogni cosa, anche la più dolorosa, in colui che mi fortifica, cioè la mia forza rimane sempre il Signore. Se sarò debole, Dio mi renderà forte. Se sarò forte, Dio mi rivelerà che la forza che ho deriva da Lui. Se sarò sereno, riconoscerò che quella serenità è garantita dal Signore. Se avrò di che mangiare, riconoscerò la provvidenza divina. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ma come se si accorgesse che sta quasi eh, smontando, diciamo così, il buon proposito dei Filippesi, Paolo dice: tuttavia, versetto 14, avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Avete fatto bene. E qui esprime, ecco perché poi parlava della gioia di aver ricevuto quel dono, esprime una verità spirituale l'Apostolo. Il popolo di Dio è spiritualmente unito, tanto che, proprio Paolo lo insegna ai Corinzi, quando un membro del corpo soffre, tutti gli altri soffrono. E non è soltanto un essere passivamente coinvolti, cioè se io soffro, voi in qualche modo vedete riversare su di voi la mia sofferenza, è un partecipare attivamente a ogni condizione del corpo del Signore, le condizioni di gioia, gli stati di sofferenza, e dice: avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione, cioè sapendo che io stavo soffrendo, voi avete condiviso le mie sofferenze e essendo voi nell'abbondanza avete fatto condividere a me la vostra abbondanza, in modo che siamo parte di un unico corpo. Quindi dobbiamo sentirci coinvolti nel fare qualcosa per incoraggiare, sostenere, aiutare materialmente, qualsiasi cosa noi possiamo fare per il Signore, facciamola. Sentiamoci coinvolti perché in questo modo Dio ci rivelerà che siamo stati chiamati a essere un corpo solo nel Signore. E così descrive un po' che cosa è avvenuto in questo lungo periodo di conoscenza coi Filippesi, sempre legato alla liberalità di questi fratelli. Versetto 15. Anche voi sapete, Filippesi, che quando cominciai a predicare il Vangelo, dopo aver lasciato la Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l'avere, se non voi soli. E qui dice Paolo: io riconosco tra le tante chiese che ho avuto la grazia di fondare e che ho conosciuto nei miei viaggi missionari, riconosco che voi filippesi avete una caratteristica particolare, quella di essere spiritualmente liberali, generosi nel dare. Possa essere la caratteristica personale di molti di noi, che possiamo essere riconosciuti per la liberalità, il senso di generosità, mai attaccati ai soldi, ai calcoli, ma sempre larghi, con un cuore largo, con la disposizione a dare per l'opera del Signore, nascondendo ciò che fa la sinistra alla destra, senza decantarlo, senza farlo sapere, come molti in qualche modo fanno, anche quando non lo dicono chiaramente, ma lo fanno sapere. No, i filippesi erano diversi dalle altre chiese. E Paolo andava di chiesa in chiesa e probabilmente qualcuno nelle chiese si chiedeva: ma come fa quest'uomo a sostenersi? Beh, era sostenuto probabilmente anche dalla generosità dei filippesi, tant'è vero che l'Apostolo dice: io sono stato in molte chiese, ma mai nessuno mi ha fatto parte di nulla tranne voi. Verso 16. Perché anche a Tessalonica mi avete mandato una prima e poi una seconda volta ciò che mi occorreva. Paolo sta dicendo: non ho dimenticato nessuna delle volte in cui avete pensato a me, quando ero lontano da voi, una volta e due volte a Tessalonica, e poi ancora adesso. Vi mancava l'opportunità e avete trovato il modo di raggiungermi. Dio vi benedica. Riconosco che questa liberalità è un dono spirituale che il Signore vi ha dato. Dio ci renda così, generosi così. Nessuno che dà per l'opera del Signore impoverisce mai. Dio, lo diciamo spesso, non è mai debitore con nessuno. Versetto 17, ci avviamo verso la fine. Questa sera concludiamo l'epistola perché si sta
trattando delle battute finali. Non lo dico perché io ricerchi i doni. Paolo qui fa un inciso, dice non vi sto ricordando i miei 2 doni ricevuti da voi a Tessalonica e questo perché voglio che continuate a fare i doni, ma piuttosto io ricerco il frutto, o meglio il profitto che abbondi a vostro conto. In altre parole sta dicendo Paolo, se voi siete così generosi in modo spirituale, questo va a vostra salvezza, è un frutto che vi dice che siete nel Signore. La vera spiritualità non si vede soltanto nel cantare, nell'alzare le mani, nel far vedere dei gesti di grande estasi o coinvolgimento emotivo. La vera spiritualità è in atti pratici. E Paolo dice, guardate che voi sarete garantiti della vostra esperienza spirituale proprio in questo, che ehm, il vostro essere spinti a fare del bene, ad aiutare chi è nel bisogno, a pensare anche a me, è un frutto che abbonda a vostro conto nel cielo. Ora ho ricevuto ogni cosa, e certo fa sapere l'Apostolo, non ho disprezzato assolutamente il vostro dono. Verso 18, ho ricevuto ogni cosa e sono nell'abbondanza, sono ricolmo di beni, avendo ricevuto da Epafrodito quello che mi avete mandato. E dice, è stato un bene per me, ho ricevuto un gran beneficio, adesso sono nell'abbondanza, ma vi dico anche un'altra cosa. Questo che voi avete fatto è un profumo d'odor soave, un sacrificio accetto e gradito a Dio. E qui c'è il punto spirituale, che ci fa venire in mente l'offerta di 2 spiccioli della vedova, ci fa venire in mente le collette che le chiese stavano raccogliendo, e ci fa venire in mente ogni volta che abbiamo dato col cuore, perché dice Paolo, citando Gesù che ha rivelato a lui questa verità, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E Paolo sta dicendo, non soltanto avete reso in abbondanza a me che sono un servitore del Signore, ma questo è diventato un sacrificio spirituale e gradito a Dio, esattamente come avveniva con i riti levitici. Il sacrificio gradito si riconosceva dal profumo d'odor soave che saliva verso l'alto. Beh, sappiate, fratelli miei, che quello che voi avete fatto materialmente è un atto spirituale che è salito in cielo ed è un profumo davanti a Dio. Dio lo sta gradendo. E sulla base della sua esperienza personale, Paolo dice, verso 19, il mio Dio personale, quello con cui parlo tutti i giorni, quello a cui mi affido ogni giorno, provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù. Più volte Paolo si esprimerà in questo modo, il mio Dio risponderà splendidamente, egli che può fare al di là dei nostri pensieri. Ha queste espressioni Paolo perché la sua vita lo testimonia. I Filippesi erano la risposta di Dio per lui e lui diceva nello stesso modo in cui Dio ha risposto a dei miei bisogni attraverso di voi, risponderà ai vostri bisogni e lo farà meravigliosamente, secondo la sua gloriosa ricchezza, perché Dio è ricco. E quindi lui opera sempre in favore di quelli che hanno il cuore per lui, che vivono per lui, hanno sentimenti spirituali che sono graditi a lui. E alla fine ha parlato un po' di sé, ha parlato un po' dei Filippesi, ha specificato la natura di questo dono che non era principalmente materiale ma era spirituale, e alla fine dice, verso 20, al Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Alla fine la gloria deve ritornare al Signore. Quindi non sono glorificato io, non siete glorificati voi, cari Filippesi, ma a Dio vada ogni gloria. E infine saluta, come fa sempre nelle epistole Paolo, e lo fa davvero in modo confidenziale. Qui si sta parlando davvero di fratelli che si amano tra di loro, che hanno speso delle esperienze, lacrime, gioie insieme. Verso 21. Salutate ognuno dei santi in Cristo Gesù. Salutateli, ognuno di loro, uno per uno. I fratelli che sono con me vi salutano. E quindi c'è una corrispondenza di saluti, uno scambio di saluti. Tutti i santi vi salutano.
e specialmente quelli della casa di Cesare. Ora, qui c'è un dibattito su chi fossero questi della casa di Cesare. Non sono i parenti di Cesare, che sarebbe l'imperatore in quel periodo, eh, ma sono quelli che erano nella casa di Cesare. Era proprio un'espressione che si usava nell'antica Roma. Tutti gli inservienti che lavoravano per l'imperatore erano quelli della casa di Cesare, e non stiamo parlando di poche persone, ma stiamo parlando di intere famiglie, famiglie che c'erano i servi che poi avevano i figli, molti parenti lavoravano insieme e c'era un vastissimo numero tra guardie, servi, insegnanti. Ecco, tra di essi c'erano molti convertiti. E Paolo aveva fatto sapere evidentemente tra le visite che riceveva in casa sua che avrebbe scritto una lettera ai santi, ai Filippesi. E come capita spesso anche a noi, quando incontriamo un fratello che sappiamo che va o sente altri fratelli lontani, diciamo: porta i miei saluti ai fratelli. E allo stesso modo, vedete fratelli, che a distanza di quasi 2000 anni questa benedetta consuetudine di scambiarsi un saluto cristiano non è cambiata nella Chiesa del Signore. E quindi c'è questo scambio di saluti: i fratelli vi salutano, voi salutate ognuno dei Filippi, anche quelli della casa di Cesare vi salutano, ma infine vi lascio con ciò che garantirà la nostra salvezza. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con lo spirito vostro. E si conclude così il quarto capitolo, che si può riassumere con gioia nel dare, dopo aver visto gioia nella sofferenza, gioia nel servizio, gioia nei sacrifici, eh, tutti questi modi di avere gioia in situazioni diverse, e si conclude l'epistola con la gioia nel dare, dare il proprio cuore, dare ogni cosa per il bene dell'opera di Dio, ma in ogni cosa fatto con gioia. E in questo modo noi concludiamo anche la meditazione di questa epistola e chiediamo a Dio che la sua parola continui a rimanere profonda nei nostri cuori, perché possa portare un frutto alla gloria di Dio Padre. Il Signore ci benedica.